Questa trasmissione è offerta da Copropa. Buonasera e ben ritrovati a Lo Sapevo. Ritorniamo in presenza in questa sesta edizione del quiz con protagoniste le Pro Loco della nostra regione. È la prima trasmissione che ritorniamo in studio con tutti i concorrenti in presenza e siamo a distanza ma tutti muniti di Green Pass valido. Sono tutti entrati i nostri concorrenti prima, abbiamo fatto tutte le certificazioni del caso proprio per giocare in sicurezza qui in studio e divertirvi assieme come sempre alla Società Filologica Friulana, capitanata dal direttore Feliciano Medeot. Mandi Feliciano, bentornato in presenza anche tu. Sì, buonasera Duce, buonasera Alexis, buonasera anche alle squadre che sono qui con noi usgnot e naturalmente a tutti gli amici di casa. Le squadre in studio questa sera sono delle Pro Loco fedelissime, a partire dalla Pro Loco di Colloredo di Montalbano, capitanata da Matteo. Vi faccio io un applauso. Grazie per essere qui assieme alla vostra mascotte, lo gnomo di Colloredo, possiamo dirlo? Sì, non può mancare, la nostra mascotte dal 2016 ed è sempre con noi. Anche lui, insomma, non munito di Green Pass, ma insomma... No, ma meno di 6 anni, quindi poteva partecipare, giustamente. E poi le vostri avversari questa sera sono la Pro Loco di Zoppola, capitanati da Laura. Benvenuti. Grazie. Voi ci presenterete un libro che avete portato, quindi non avete la mascotte ma avete un libro, ci racconterà tutto il presidente della Pro Loco che è venuto qui assieme a tutti questi baldi giovani, ma hanno deciso di portare un capitano donna. Come mai, Laura? È una lunga storia. È una lunga storia che non raccontiamo perché dobbiamo andare meglio avanti. che non racconto. Però voglio dire, anche il vostro comune è rappresentato da un sindaco donna, Francesca Papais, che saluto e facciamo un applauso a lei. C'è il papà presente anche in studio, ci fa davvero piacere. Per par condicio saluto e faccio un applauso anche a Luca Ovan, il sindaco di Colloredo Montalbano, naturalmente non può mancare, che saluto. Siete pronti a giocare con noi? Avete il vostro telefonino come pulsantiera proprio per motivi igienici. Quest'anno abbiamo voluto portare, insomma, voi portate i vostri telefoni per evitare le pulsantiere e quindi voi siete già pronti con il programmino per partire col primo quiz. Quest'anno le novità di questa sesta edizione è che vogliamo mettervi ancora di più alla prova sul friulano, ragazzi, perché la filologica ci tiene. Vero, Feliciano? Assolutamente. Ecco, quindi più giochi in friulano con anche 2 pronostici per voi. Quindi pronti intanto con le pulsantiere perché partiamo con il primo quiz della serata e andiamo a vedere il nostro cubo virtuale. Pronti, ragazzi? Territorio. Andiamo a vedere la prima domanda. Cos'è rappresentato sullo stemma del comune di Aquileia? Una torre, una colonna romana, un'aquila, un legionario romano? Zoppola risponde un'aquila ed è corretto. Bravi ragazzi. Brava Laura. Perché un'aquila, Feliciano? Ma gli un'aquile per sé che si pensava fino a qualche anno fa che il nome di Aquilea derivasse proprio dall'aquila, quindi dall'uccello. Ma dopo studi su nevore recenze hanno fatto vedere come che il termine Aquilea deriva invece da una parola nevore invece, una parola celtica addirittura. E dunque non è aquile, ma è una parola diversa. Però al non faceva Biel, e allora si è adoperata, un po' le stesse robe che riguarda la stessa aquila del patriarca Bertrand, che non è un'aquile, ma vorrei essere un grifone. Però
aquile fino al 60% all'RPBL di un grifone e allora che il ponteletto tinisce le aquile. Ecco, è andata così. Complimenti. Grazie. Sei tu che lo sapevi? Sono io che lo sapevo. Brava, brava, hanno fatto bene i tuoi colleghi qui dietro a sceglierti. Bene, tu Matteo non preoccuparti perché tu puoi ci fare, scaldiamo no? adesso. Adesso vi scaldate. Andiamo appunto a vedere il prossimo argomento del cubo virtuale. Questa invece Zoppola, vedete che ha acquistato i primi 4 punti. Siamo pronti per vedere il prossimo quiz, anzi cubo virtuale. Enogastronomia. Parliamo di latte in questa domanda. Vogliamo sapere da quale latte si ottiene il formaggio asino? Latte di pecora, di capra, latte d'asina o latte di vacca? Avete ancora 6 secondi. Non è latte d'asina e non è latte d'asina, no, è latte di vacca. Ma va sul formaggio non ci siamo. No. No, proprio vi siete... meno male che non detraiamo i punti, perché altrimenti qui invece la situazione rimane questa, con Zoppola in vantaggio. A Colloredo non mangiate latte, avete solo il lumache, giustamente, quindi non potete capire, no? Dare queste risposte. Anche voi a Zoppola avete le patate e sì. basta, e quindi finisce qua. Andiamo avanti allora, vediamo se va meglio la prossima. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, e vede comunque ancora Zoppola in vantaggio, grazie alla prima risposta esatta. Cultura, ecco qui avete più tempo per pensarci e più punti in palio. Parliamo di villaggi fortificati dell'età del ferro in Friuli. Come sono chiamati? Necropoli, tumuli, colonie o castellieri? Ed è proprio castellieri. Brava, brava, davvero. Lo sapevi tu, anche Sì, se lo dietro sapevo. il ragazzo Sì, voleva sì. darti una mano. Ma È corretto valido. Castellieri, giusto Feliciano? Assolutamente sì, stiamo più o meno il 1300-1400 prima di Cristo e in tutte le civiltà, in tutte le planore furlane e nodome si sviluppa questa civiltà conosciuta come Castelliers. Il Castellier più grande è che di città di Udine, tant'è vero che Udine le consideriamo che è stata fondata nel 1983, ma in verità era già preesistente. Il Castellier di città di Udine aveva un percorso, un perimetro che era un lavoro simile a quello che delle terze cercle murarie di città. Era così, si arrivava su dal Castello, passava in là che come sono i giardini del Vescovo, si arrivava in via Piave, arrivava fin lì sotto le statue di Garibaldi e tornava su per Rialto, via Rialto, si chiama così. E per altri riguarda anche filologiche per sé che durante i lavori di restauro di Palazzo Mantica, nelle sedi di filologiche in Palazzo Mantica in via Manin di Sevot a Udine, aveva iniziato proprio per fare i magazzini seminterras proprio un tocco di questo castelliere e dunque a forza di scavare si è potuto ricostruire anche le tecniche costruttive di questo castelliere che erano lavori complicati e anche dimostravi anche conoscenze di carattere ingegneristico vere. E dunque è stato un lavoro utile non solo per filologiche che appunto legge i magazzini, ma anche così per studi di queste civiltà. Grazie Feliciano, facciamo un applauso perché è stato preciso ed è molto preparato. Che succede Matteo? Matteo, che succede? Sei in un momento in cui ti sei perso un po', adesso no? ripartiamo. Riparti. Carbura. E intanto Zoppola vedete che ha 13 punti, ma andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale, vediamo dove ci porta nell'argomento. Territorio. La domanda è questa. In quali di queste località non c'è la statua di un angelo sulla sommità di un campanile? Spilimbergo, Pozzo di Codrò e Potormezzo Udine. Ed è proprio Spilimbergo. Bravo Matteo, Io qui non ho tu fatto niente sei andato a perché non lo controllare sapevo. tutti i campanili, giustamente, questa settimana Ogni e ti sei parte. accorto che Spilimbergo non c'è. No, ma abbiamo nella nostra squadra uno che conosce molto bene i campanili, quindi mi è arrivato il suggerimento. Il suggerimento, meno male, così ti sei sbloccato, giusto? Infatti, abbiamo rotto il ghiaccio.
Invece voi vi siete persi tra i campanili? No, tra i campanili non siamo pratici. Non siete pratici, no, vabbè, dai, ognuno di il suo. Castellieri siamo pratici. Ma di campanili. E di Castelli, perché E dobbiamo di dire che Castelli. questi due Proloco fanno parte di due comuni con due castelli. E che castelli, vero? Castello di Colloredo e il castello di Zoppola, che devo dire la verità che ho visto solo quello di Zoppola io però dal vivo. Mi dovete portare, anche ben perché come volentieri. siamo con i Sì. lavori? Con i lavori, diciamo, l'ala est sta andando avanti, nonostante la pandemia e tutto quanto sta andando avanti, però noi come Proloco apriamo l'ala ovest periodicamente Bravi. per fare le visite guidate. Bene, allora verrò. Bravi. Ci aspettiamo. Andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, ma vediamo anche la situazione. Zoppola è ancora in vantaggio. Sport, chi sarà più sportivo tra Matteo e Laura? Ma insomma Laura ha tanti uomini dietro. Speriamo. Nella stagione 78-79 l'Udinese tornò in Serie A dopo 17 anni, ma con quale mister? Giacomini, Del Neri, Fedeli o Guidolin? È Giacomini. Laura, te lo ricordavi? Certo, come lo ricordo Giacomini. Bene Sì, anche. bene anche, Ah, certo, bene, lo ero salutiamo anche al contemporanea, nostro sì. mister. Sì. E invece tu non te lo ricordavi? Ma a quei tempi, diciamo, non Nemmeno seguivo... io. Non Però- erano. Frequentava il stadio. Però vabbè, Questo Dovevo vuol dire che saperlo. l'età dei per datteri, sentito vedi? dire. Va bene, insomma, non benissimo per Colloredo, va molto meglio per Zoppola. Vedete la situazione, 16 punti per Zoppola, 4 per Colloredo di Montalbano, ma non finisce qui, cioè finiscono i primi quiz, i primi 5 quiz, ma siamo pronti per lanciare il primo proverbio in friulano. Eccoti qua. E sarà il nostro Feliciano a proporcelo, perché dopo la pubblicità la Proloco in svantaggio avrà la possibilità di dare la risposta. Allora andiamo a vedere in grafica e ascoltiamo le parole di Feliciano nel proverbio. Alle mio sbrissà colpit che nocula lenghe. Ecco, che cosa si intende dire? Ci penserà il nostro Matteo, capitano della Proloco di Colloredo di Montalbano, qualche minuto di pubblicità, lui si sta già concentrando, se dovesse sbagliare diamo la possibilità a Zoppola. Ma andiamo in pubblicità e poi scopriamo la risposta di Matteo. Tra poco lo sapevo. Bentornati a Lo Sapevo, in studio con le nostre Proloco, Colloredo di Montalbano e Zoppola. In questo momento è Zoppola in vantaggio, ma ci siamo lasciati con un proverbio in friulano, vogliamo conoscere il significato che darà per il momento, perché poi può essere anche che abbia una possibilità anche la Proloco di Zoppola, Matteo, capitano della Proloco di Colloredo. Ma rivediamo in grafica il proverbio. Alle mio sbrissà colpit che nocula lenghe. Allora, caro Matteo, hai avuto il tempo della pubblicità per riflettere un po' con la tua squadra. Che cosa si intende dire? Credo che, voglio dire che è meglio ferire fisicamente piuttosto che con la lingua, perché una ferita fisica si rimargina più facilmente che magari un insulto o comunque un affronto verbale. Disin di sì. Ma di sì, vuol dire che la dai buona? Buona, buona. È buona. Ne ferisce più la lingua che la spada, a parlare male si fanno grandi danni. Meglio scivolare con i piedi che con la lingua. Esatto. Vuoi commentare questo Giustissimo. proverbio? Ma di così le vonde facili si commenta di Bessol, la serie che fa splui dance quando si fa belle mal, che no, disin così, anzi, mi tinta il pilin fal, oppure fa male a qualche don. Le disin così tutte queste robe che in qualche maniera bisogna stare attenti quando si vela, essimo che si fa vela. Allora, la Proloco di Colloredo conquista 5 punti grazie alla risposta esatta del proverbio. E quindi siete a 9 e Zoppola 16, se non sbaglio, perché ho le lenti a contatto, ma fin laggiù non è che veda benissimo. Ma insomma, dovrebbe essere 16 Feliciano, no? Cosa dici tu? Sì. A me tu me lo dici che sono più alto di te.
Benissimo, beh, ci fidiamo, sarà 16, poi dalla regia mi darà eventualmente, mi dirà se non è così. Siete pronti con i vostri telefoni, le vostre pulsantiere, perché ritorniamo a giocare con i quiz e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale e quindi il prossimo argomento. Vediamo. Territorio, e qui andiamo a San Vito al Tagliamento. Ragazzi. E vogliamo sapere chi è intestato l'attuale Museo Civico Archeologico: a Virgilio Tramontina, Umberto Martina, Federico De Rocco o Nico Naldini. A, B, C o D? Virgilio Tramontina no. E nemmeno Nico Naldini. La Proloco di San Vito non sarà contenta perché è un quiz proprio realizzato dalla Proloco di San Vito, è Federico De Rocco. Voi dovete essere più vicini. È una lunga storia. Anche qua sono sempre lunghe storie. Glissa. Già fa la tangenziale nuova comunque. Ecco. Andiamo avanti allora e andiamo a scoprire il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Vedete la situazione, sempre Zoppola in vantaggio. Cultura, e qui avete 30 secondi, un massimo di 10 punti in palio. La goriziana di origine ebraica Carolina Luzzato fu la prima donna in Italia a esercitare il diritto di voto, dirigere un giornale, insegnare in una università o gestire una gelateria. Non è insegnare in un'università, ma nemmeno esercitare il diritto di voto, ma bensì dirigere un giornale. È così. E questa era la sua cultura. Viva la signora Luzzato allora. Vi siete adesso, è il proverbio che vi ha messo un po' in crisi, che non volevate rispondere voi e invece hanno risposto loro, ma insomma se ne sarà un altro dopo. Sì, tranquilla. Non preoccupatevi. Andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale. La situazione è sempre la medesima, con Zoppola in vantaggio 16 punti, Colloredo 9. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo argomento. Territorio, e qui andiamo a Torviscosa. Con quale nome era conosciuto fino al 1940 il paese di Torviscosa? Torzuino, Torpedone, Torre di Nogaro, Torre del Friuli. Ed è giusto, Torzuino. Bravo Matteo. Grazie. Prego. Perché Torzuino? Ma Torzuin è il nome antico aveva Torviscosa che appunto fino al 1940. Dopo, proprio dal settembre del 1938, è stata inaugurata la fabbrica che insomma ora di UE fa la mostra, quantomeno è una roba imponente sulla pianura friulana, e a quel punto lì vedo che era la produzione di viscosa, perché in quei teams sono che Ferruccio Tassin, che lava di moda la fassina col manarin, e aveva in questa idea di fare l'autarchia e anzi la produzione appunto dei tessuti o dei simili tessuti appunto come la viscosa. Si che dunque dal settembre del 30 quando il capo supremo del regime è venuto in Zir per il Friuli e Nadome, in due che è stato per altri inaugurato il Sacrario di Puglia, e a Trieste sono stati in un discorso famoso anticipati le leggi razziali. La stessa Sviassa è stata anche inaugurata dal 30 Torre di Zuino, e che all'epoca dopo è stata cambiata nome appunto in Torre Viscosa, che andiamo a lei. E in caso andiamo per Chistan, andiamo a ora di UE per Furlan. Tor Viscosa, non esiste Tor Viscosa, ma esiste Tor di Zuin. Zuin? Ah, lo sapevate? Tor Zuin in friulano? Si poteva intuire, però. Si poteva intuire. Matteo non lo intuivi neanche tu invece? Però l'ho azzeccata. Però non in friulano, dopo voglio proprio vederti in friulano. Rispetta ben com'è. Allora, andiamo a vedere la situazione. Adesso Zoppola sempre 16, se non sbaglio, sì, e Colloredo di Montalbano 13. Quindi si stanno avvicinando. Piano piano, vedi, con gli ometto lì vicino si avvicinano. Andiamo a vedere il prossimo argomento del cubo virtuale. Sport, qui siete poco sportivi, devo dire la verità, però insomma vediamo.
Parliamo di Zico. Quanti gol realizzò il primo anno in cui vestì la maglia dell'Udinese? 19, 29, 9, 11. Non sono 9, ma sono invece 19. Brava Laura, o bravi i tuoi compagni? Io. I Tu, suggerimenti da dietro. il marito, dicono il marito. Il marito, sì, il marito. Ah, vedi, adesso subito. Vedo che il marito ha servito d'alcol. Se no, Almeno perché lo sui gol porto di dietro, Zico. insomma, qualcosa deve servire, insomma, sto Ah, brav'uomo. Sto brav'uomo. Zoppola quindi 20 punti, Colloredo 13, Matteo tu proprio sport No, poco, lo sport Poco. non abbiamo feeling. Va bene, andiamo avanti allora perché poi ci avviciniamo sempre più anche al gioco in friulano. Andiamo a vedere il cubo. Cultura. 30 secondi avete per pensarci. Qual è il santo patrono di Udine? Santa Caterina, San Vito, Sant'Irmacoro e Fortunato, San Martino. Bravo Matteo. Vuoi raccontarci qualcosa tu, Feliciano, sul santo patrono di Udine? Se proprio tu insisti, sicuramente. Sì. Allora, Sant'Irmacoro e Fortunato non è dove il patrono di Udine e si celebra al 12 di lui, ma è anche il patrono dell'Arcidiocesi di Udine, dell'Arcidiocesi di Gorizia, naturalmente di Aquileia, ma anche da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. E lei naturalmente viene fuori da tradizione dall'Iglesia di Aquileia, dall'Iglesia naturalmente del Vescovo Ermagora e Diacono Fortunato, che in qualche maniera rappresentano, assieme a tanti altri sans da tradizione aquileiesa, la nostra fonda dei nostri leader cristiani e in qualche maniera anche una da fondis della nostra identità furlana. Bravo Feliciano, che è sempre preciso. Allora, la situazione in questo momento è la seguente. Colloredo di Montalbano, grazie al santo patrono di Udine, raggiunge quota 23. Zoppola rimane a 20, nonostante la risposta sui gol di Zico. Insomma, ognuno ha il suo. Ognuno ha i suoi santi. Però, cara Laura, subito dopo la pubblicità avrei un compito, quello di scegliere la busta, la numero 1 o la numero 2, perché saremo pronti con il gioco in friulano, perlomeno per la prima fase, perché poi ci saranno altre 2 buste con altre parole in friulano e chi è in svantaggio sceglierà la busta, il numero, insomma, diciamo preferito. Okay. Quindi andiamo in pubblicità perché poi tocca il gioco in friulano. Tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo, pronti per il gioco in friulano, anche voi da casa, cercate di dare dei suggerimenti alle nostre prologo, soprattutto a Laura che sarà la prima a giocare con noi, quindi scegli la busta, la 1 o la 2? La 2. Come mai la 2 così? Ma perché mi piace il numero 2, va? Mi piace il numero 2 Sì. e non ti chiedo perché, andiamo avanti. È una lunga storia. Intanto... È una lunga storia. È una lunga storia. La busta numero 2 contiene dall'italiano al friulano. Preferivi friulano italiano? No, è differente. Quindi 10 parole che io dirò in italiano e tu, grazie all'aiuto dei tuoi amici in squadra, mi darai in friulano. Se sbagli si riparte dalla Va parola bene. precedente. 1 minuto totale hai. Partiamo con la prima parola. Campo, Champ, prato, Prat, fosso, Tosal, fieno, Len, gelso, Morar, albero, Alber, Arbur, campo, Champ, prato, Prat, fosso, Fossal, fieno, Len, gelso, albero, Arbur, melo, ma inteso albero. Devi dirlo tu. Mielussar. Come hai detto? Mielucciar, Pero inteso albero. Pirussar, Albero da frutto. Frutar, no, Ripartiamo. Campo, Champ, prato, Prat, fosso, Fossal, fieno, Fien, Len, gelso, Morar,
tempo scaduto da quello che sentivo dal tempo, sì. Allora, voi siete arrivati fino a Perucciar, quindi 8 su 10. Albero da frutta è? Pomar. 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 È vero, il pomaro, porca E miseria. poi l'ultima parola, noce, albero, il cocolar. Il cocolare, le coculis, sì. Quindi 8 su 10 non è male, no? No, per Non è una... male, bravi. Assolutamente. Pensavo peggio. 8 punti. E quindi di conseguenza 8 punti conquistati da Zoppola. Caro il mio Matteo, ti tocca la busta numero 1. Dal friulano all'italiano. Dal friulano all'italiano. E come si rit. No, più che altro, se sbaglio io la pronuncia c'è Feliciano che interviene. Sì. Quindi dal friulano all'italiano partiamo con il minuto e con la prima parola. Clap. Sasso. Piere. Pietra. Murut. Muretto. Ort. Orto. Plante. Pianta. Cise. Siepe. Fuarpis. Forbici. Cisoris. Tenaglie. No, cesoie. Clap. Sasso. Piere. Pietra. Murut. Muretto. Ort. Orto. Plante. Pianta. Cise. Siepe. Fuarpis. Forbici. Cisoris. Cesoie. Manarie. Il falcetto. Clap. Sasso. Piere. Pietra. Murut. Muretto. Ort. Orto. Plante. Pianta. Cise. Siepe. Fuarpis. Forbice. Cisoris. Cesoie. Manarie. Accetta. Massanc. L'accetta piccola, ma non mi Tempo scaduto. Massanc è pennato. Sì, signora. Adesso però lo spieghi cos'è il pennato. Un massanc. Bene, avete capito tutto. 9 su 10. Boh, dai. Bene, bravi. Quindi 9 punti conquistati da Colloredo e chiedo alla regia se posso vedere il risultato adesso, come siamo. Colloredo adesso a 32, Zoppola 28. Quindi questa è la situazione dopo il primo gioco in friulano. Laura, secondo te se avevi tu il friulano sarebbe stato più facile per te o no? No. Guarda, ti dico meglio l'italiano. Meglio l'italiano. Meglio l'italiano, quindi è andata meglio. Sì, mi è andata meglio. Sì. Bene, dai, è andata bene questo giro. Allora, adesso però ritorniamo con le pulsantiere, quindi con i vostri telefonini e partiamo con il nostro cubo virtuale, andiamo a vedere il prossimo argomento del quiz, perché ritorniamo in gioco con i quiz adesso. Enogastronomia, parliamo della rosa di Gorizia, presidio Slow Food. Quando inizia il periodo di raccolta della rosa di Gorizia? A fine novembre, a inizio novembre, metà dicembre, inizio ottobre. Non è inizio ottobre e nemmeno a metà dicembre, ma è proprio a fine novembre. No, io capisco che voi vedete solo patate là, quindi... E l'ordo metà. Però è davvero buona, davvero buona. Cioè, è importante mangiarla, Appunto. non raccoglierla, capisco benissimo. Però, insomma, questa è una cosa curiosa anche da sapere. Andiamo avanti, rimanete questa è la situazione che rimane a 32 punti per Colloredo, 28 per Zoppola. Andiamo avanti a scoprire il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale. Cultura, quindi avete più punti in palio e più tempo per pensarci, 30 secondi. Con quale nome sono chiamate collettivamente le vecchie famiglie nobili di Trieste? I 4 moschettieri, le 13 casate, i 5 pilastri, i magnifici 7. Non sono neanche riuscita a terminare le risposte, che hai dato la risposta esatta, le 13 casate. Sì. Brava! Perché le 13
casate. Feliciano, perché così? Ma intanto una curiosità, lo sapeva o l'ha buttata? No, lo sapevo, perché sono triestina. Ah, allora... Nata! Sì, Oh, sono signor Veduldino. sì, sono... Solidarietà a Talon, allora. È l'uomo di Zoppola! Adesso capiamo tutto. Adesso si capisce questa multietnicità. Allora, vedi, dirsi proprio una mula spiega chi sta roba, forse. Ma meglio l'esperto che spieghi, perché posso Allora, anche, so che c'è aspetta. anche il Ce l'abbiamo, paio delle sfruttiamolo casate, giustamente. sì. Allora, intanto le origini storiche, sempre manco la torre del 1300 alc, in dove che come in quasi tutti i comuni italiani si trasforma, all'epoca Trieste era una piccola cittadina, non era massa larga, massa grande, e allora era in queste 13 famiglie che si mettono ad un per governare la città. Questa situazione è stata di tutta il 300, dove che appunto Trieste era una cittadina e Vandi aveva una città un tecchino più grande, più grande, Vignesia, che appunto la costringeva a essere sottomituda. E allora proprio questi 13 casadis, che erano un po' come il patriziato veneziano, Parisi Clars, hanno deciso il 30 di settembre del 1382 di fare la dedizione all'Austria, in particolare alla casa degli Habsburgs. Gli Habsburgs avevano indotto l'interesse a avere una quarta sull'Adriatico, e allora così è stata Trieste. Trieste che per altri dopo è cresciuta fino a avere la città di Vue. E è cresciuta, mi piace ricordarlo, vedo che è stata praticamente dismenteata, nessuno l'ha praticamente riguardata, dal 2019, che sono colati 3 anni dal decreto dall'imperatore Carlo VI, che era lui conosciuto come il pari di Maria Teresa, che è stato riconosciuto il titolo di Port Franc, in dove non si aveva di pagare gli imposti e le tasse per arrivare in città. Carlo VI l'ha ricordato con che poi sulla statuta che è in tal mese di Piazza da Borsa a Trieste, per cui quando si riguarda la città di Trieste sarà senza di ricordare che persona, che l'autorità, che l'imperatore Carlo VI, che grazie a lui è la città che conosciamo tutti voi. Giusto? Giustissimo. Tutto giusto. Se capiva? Sì, Vabbè, allora sì, siamo a posto. ma ormai sì. Allora, andiamo a vedere la situazione con il punteggio aggiornato. Zoppola 38 punti, Colloredo 32. Comunque siete lì vicini. Adesso andiamo a vedere il nostro prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. In quale località si trova il monumento in onore delle portatrici carniche della Grande Guerra? Ampezzo, Forniavoltri, Invillino, Timau. Colloredo dice Ampezzo, Zoppola invece dice Timau ed è la risposta corretta. Bravi! Ci hanno preso gusto. Anche qui volevi spiegarci qualcosa? Prendi tutto, no buono, Colloredo di essere sbattuto di una di Trieste. A parte questa battuta. Ma acquisita ormai insomma di Zoppola. Ormai. Non sai. Io sta a Sopula, non so se lei di Sopula, perché di Sopula. Domiciliata. Domiciliata. Residente. Il residente. Allora, Donza da Glesegnova di Timau è appunto questo monumento alle portatrici carniche, ai portatori Cernielis, che appunto di lungo della Prima Guerra Mondiale hanno avuto questo impegno non di poco di partire fino alle prime linee italiane, disindigere le cose plenis di roba, non dome così di sicurezza, ma anzi addirittura armamenti, patronis e non dome, fino alle prime linee italiane.
e le riguardano dome questo monument, ma anche col fatto che di fatto durante la presidenza della Repubblica Italiana di Oscar Luigi Scalfaro è stata conferita motu proprio, quindi di sua iniziativa, il titolo appunto di medaglia d'oro al valor militare a chi si porta d'oro. In particolare, naturalmente, si riguardi Maria Plotzer-Mentil, che è stata coppata così sotto parsora dal Pas di Pramos, quindi sempre in comune di Palusa, ma così da parte alta dal comune, durante proprio la Prima Guerra Mondiale. Questa storia è sicuramente importante perché dimostra come in qualche maniera tutto il territorio dell'Alto Friuli è stato messo dentro in quell'impegno che è stato la Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale che l'unico ricordarlo ha così distrumato tutto il Friuli sia durante il corso della guerra ma anche dopo, e non le può ricordare qualche giornata fa, è stata anche la ricorrenza del Saint-Anne dal milite ignoto che ha avuto anche da Aquilea la sua importanza. Zoppola rimane in vantaggio, 43 punti, Colloredo di Montalbano 30, ma non preoccuparti Matteo perché adesso andiamo avanti con altri quiz, poi c'è un altro proverbio e un altro gioco in friulano. Andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia, ma parliamo di vino in questo caso. La zona di produzione DOC Friuliania prende il nome da una cantina, un tipo di uva, la moglie del presidente, un'antica strada romana. Ed è proprio un'antica strada romana. Anche sul vino qua non sbagliate, bravi. Patate e vino. Matteo, eri tentato anche tu a rispondere così? Sì, ero lì, ma sono arrivati prima. Veloce, ci ha preso gusto, è velocissima. Allora, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, perché poi lanceremo il secondo proverbio. Territorio. Andiamo a Muzzana del Turniano, nel bosco. Che tipo di pianta spontanea si può incontrare all'interno del bosco? Tarassaco, aglio orsino, margherita e cicoria. Ma no! Aglio orsino. Io ho sentito che dicevano loro aglio da qua. Tu non l'hai sentito? Lui fracava aglio Lui fracava e non... Sai che c'ero arrivata qua? Vabbè, Zoppola mantiene il vantaggio, dobbiamo dire la verità. Adesso voi siete a... vedi 51 o 57? Il giallo bisogna cambiarlo perché si vede malissimo di giallo. A me è 51. 51? Sì. Ma dalla prossima puntata mettiamo un altro colore perché non vedo. Ecco, Colloredo di Montalbano 30, quindi sono un bel po' di punti. Però, caro Matteo, adesso noi lanciamo il secondo proverbio e avrai tu la possibilità di rispondere subito dopo la pubblicità perché sei in svantaggio, cioè la tua proloquio è in svantaggio. Quindi andiamo a vedere il secondo proverbio. Altri stimps, altri usanzis. Che cosa si intende dire con questo proverbio? Pensaci bene Matteo perché dopo la pubblicità puoi rispondere solo tu. Almeno per il momento, perché se sbagli diamo la possibilità a Zoppola. Quindi piccola pausa per la pubblicità, pensateci anche voi a casa. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, di nuovo assieme allo Sapevo con le Proloquio in studio, in sfida Zoppola e Colloredo di Montalbano. Io devo chiedere scusa perché non vedo bene effettivamente il punteggio, ma adesso lo rivediamo assieme, quindi con l'aiuto di Feliciano lo dirò esattamente. Zoppola 51, sì. Giusto? Colloredo di Montalbano 32. Questo è il punteggio che vede in vantaggio la Proloquio di Zoppola.
Terminati tutti i quiz, ora c'è il proverbio e un altro gioco in friulano. Quindi fino alla fine noi non vedremo più il punteggio, proprio perché era anche la suspense e così tutti a casa diranno qui ha vinciuto, come ho veduto. E infatti il nostro Matteo ha la possibilità di rispondere al proverbio. Hai avuto tutto il tempo della pubblicità, ragazzi, eh? Sì. Anzi no, vediamo il proverbio prima, Feliciano. Sì. Sì, vediamolo. Altre stimps, altre usanzes. Che significa? Allora, dopo attenta consultazione, crediamo che voglia dire che bisogna evolversi negli anni, cioè non bisogna rimanere legati alle vecchie abitudini, ma cambiano i tempi e quindi devono cambiare anche le abitudini, anche le usanze, non le tradizioni, però insomma le abitudini. Bisogna evolversi col passare del tempo. Ma sì, dai, digela buona, dai. A ogni epoca le sue usanze, quello che è giusto oggi può non esserlo domani. Comunque è un'interpretazione corretta anche la Detta tua. meglio, ma il concetto Sì. era quello. Ecco, il concetto Sì, era quello. 5 punti per quello. La roba simpatica è che sia sul primo che sul secondo proverbio ha detto al contrario, dice che avrei avuto 10 detti, però fondamentalmente il ragionamento era comunque giusto. Quindi il ragionamento era giusto, ci è arrivato ragionando, il ragionamento era corretto. Perché Se lo dice il stavolta... Feliciano, mi fido. No, cioè, perché dopo facciamo li senti Dall'epoca. dall'anno passato e quando voi in giro per Sevidato mi seri col Massanca Ecco. per che non so. Il problema è che, ragazzi, no, siete comunque in svantaggio voi. Sì. Siete comunque in svantaggio voi. Quindi hai sempre tu la possibilità di scegliere, no sempre tu, perché prima l'ha scelta lei. Hai tu la possibilità di scegliere o la 3 o la 4. La 3. La 3. La 3. Può partire il gioco in friulano. No, allora aspettate un attimo che... Ecco, tra le due lingue e la prima parola è Spilimberg. Spilimbergo. Pincian. Pinzano. Lui. Mayan. Maiano. Tarcint. Tarcento. Lucinis. Lucinigo. Tumiec. Mezzo. Buri. Butrio. Davar. Ovaro. Neve. Se la nevea. Muimans. Moimacco. Bravi. 10 su 10. In meno di un minuto, chiedo scusa se sono presa più tardi, ma... E tu volevi rispondere per loro? È l'effetto della droga. Vabbè, dai, non importa. Volevi dare una mano alla sì, blocco di generosamente. Colore. Siete lì di Parfumò. Sì, che sono Quindi, fadiglie. come avete visto, erano tutti i nomi dei paesi, dei comuni. Adesso viene il bello. Adesso non è detto che dall'italiano al friulano sia lo stesso, eh? Alle pies, un evore pies. Allora, mi preparo con la busta numero 4, 1 minuto di tempo e partiamo con il primo. Siamo pronti? Luca! Come si dice Luca in friulano? Nome. Luca. Luche. Andrea. André. Come? André. No, Luca. Luche. Andrea. André. Sì. Antonio. Tony. Domenico. Meni. Pietro. Pieri. Paolo. Paolo. No, Luca. Luche. Andrea. Andrei. Antonio. Tony. Domenico. Meni. Pietro. Pieri. Paolo. 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 Paoli. Giuseppe. Beppi. Luigi. Gigi. No. Luca. Luche. Andrea. Andrei. Antonio. Tony. Domenico. Meni. Tempo scaduto. Allora, siete arrivati fino a Giuseppe, Beppi. Luigi e Vighi. Vighi.
Non avete nessun amico lo che si chiama chiamano Luigi? Sì, mio cognato. Vedi, perché hai sempre il cognato. Sempre cosa che risopula. Ma cognato, fratello del marito? Del marito, sì. Vede, per quello. Dubito che il cognato Triestino lo chiamano Vigi, però... Ma Vighi o Vigi? Io lo chiamerei Vighi. Dipende se tu hai o non tu hai la parentelizzazione, comunque Vighi o Vigi va bene stesso. Va bene. Poi c'era Gregorio, Gregori? che è Grior. Grivor si dice, Grivor, Grivor. Ma non conosco nessun Gregorio io. Ma l'ultimo E nemmeno che io Girolamo? Capì, ma mica le cose a me sei che no. non invece veri che lì. Ma Girolamo? Ma Girolamo? Geroni, Aroni, sì. mancia. Vabbè, comunque voi siete arrivati 7 su 10 voi. Dai. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. No, assolutamente, però insomma, poi vediamo com'è andata. Noi vogliamo un po' parlare anche di voi, delle vostre iniziative, con il presidente della Proloco di Zoppola, che è qui con noi. E presentiamo il libro. Presidente, buonasera. Come si intitola il libro? Allora, noi abbiamo già fatto 18 numeri di quaderni zoppolani. Ah, benissimo. Il 19esimo è già in cantiere, quindi arriverà per Natale, perché ormai è un'abitudine della nostra gente regalarlo con i lunari che produciamo. Quello dell'anno scorso è intitolato Zogus, Zizin e Matties. Quindi parla dei giochi tipici della nostra zona da quando eravamo bambini, ed è molto bello, diciamo così, leggerlo perché ci fa ritornare indietro. Piccolini. Ritornare indietro, ecco. Questa è l'iniziativa che abbiamo da 18 anni, 19 anni con quest'anno. La Proloco cosa fa, oltre che il quaderno zoppolano e lunari, che ormai è una tradizione per noi? Promuove il territorio, abbiamo un'area verde chiamata Liblakis, un'area comunale, la quale viene curata dai nostri volontari ed è invidiata, diciamo, dai comuni limitrofi. Lo dico con orgoglio e lo dico in maniera tranquilla, ecco. Sì, con soddisfazione. Poi abbiamo, speriamo il prossimo anno, ripartire con Arti e Sapori, che è un'edizione clou del nostro paese. Abbiamo 3 giorni di festa. È un impianto, Arti Sapori è un impianto dove coinvolge tutta la parte centrale di Zoppola, non è una sagra, ma bensì un insieme di piccole manifestazioni, di chioschi, e anche lì siamo orgogliosi perché l'ultima volta che l'abbiamo fatta con il comandante abbiamo rilevato anche l'affluenza e ci dà un 20.000 persone in 3 serate, non è male per Zoppola. Complimenti davvero. Bravo Presidente! E complimenti alla Proloco di Zoppola. Andiamo da Matteo, che è il presidente della Proloco di Colloredo di Montalbano. Ci hai già anticipato le visite guidate al castello, ma poi che cosa organizzate? Voglio specificare che abbiamo la fortuna di avere appunto sul nostro territorio questo castello, e grazie alla comunità collinare possiamo aprire le porte di questo maniero. Ci fa tanto piacere perché comunque è un qualcosa che non veniva fatto dopo il terremoto. Abbiamo riaperto e stiamo avendo veramente un grande successo. E poi stiamo organizzando per questo Natale, speriamo che vada tutto bene, che vada tutto in porto, insomma comunque sempre con i bambini della scuola e dell'asilo, l'allestimento dell'albero in piazza, e il 5 all'8 di dicembre faremo un qualcosa, non sappiamo ancora bene cosa, stiamo organizzando adesso, però appunto per l'accensione dell'albero, quindi sempre lavorare sul territorio e soprattutto anche con i nostri bimbi, perché insomma saranno il futuro della nostra terra, quindi è giusto lavorare con loro. Lo gnomo è reduce da Halloween, no? Perché lo vedete... Lo gnomo oggi è vestito da Halloween, è reduce dalle feste e adesso si vestirà da Babbo Natale o comunque da Natale, prenderà le vesti natalizie. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio le Proloco in studio, ringrazio Feliciano Medeoc,
è tutta la filologica, lui insomma il direttore, ma volevo ringraziare anche Serena Fogolini e Enrico Radivo che saranno qui con noi nelle prossime puntate e Claudio Romanzin che verrà un po' più avanti, ma ci sarà anche lui. Che con l'età che avanza, vi tenendo conto, un po' di ma anche Ferruccio Tassin volevo salutare tanto perché prima l'hai citato e lo saluto tanto, Ferruccio. Non mangiare indice, salutarlo. Ma vogliamo scoprire il vincitore della prima puntata della 6ª edizione di Lo Sapevo? Siete pronti? Sì. Siete caldi? Mi trovo sul finale. Vabbè, andiamo a vedere il vincitore di questa prima puntata di Lo Sapevo. Chi vincerà tra Colloredo di Montalbano e Zoppole, chi andrà alla seconda fase? Colloredo di Montalbano si ferma a 47 punti, vince Zoppola 58. Brava Laura. Bravi, tornerete nella seconda fase, quindi preparatevi perché ritornerete in studio. Invece voi avete la possibilità di farvi votare sulla nostra pagina Facebook di Lo Sapevo, tra poco ci sarà la foto, quindi fatevi votare, fatevi ripescare, ok ragazzi? Vogliamo tanti like. Permettimi una battuta. Se sono a Trieste che hanno vissuto una roba sul Furlan, non so, in via Pegliazzo. Questo è il bello di Lo Sapevo. Ma va bene così. Dai, ma ti sei divertita, dai. Tantissimo. La prossima volta porta anche il cognato, così non sbagli il portiamo nome. Visi. Do sempre di i Furlani e Coccoli. Su questo non c'è dubbio. Bene, io ringrazio tantissimo la regia capitanata da Francesco Snidero, grazie perché mi ha sopportato tantissimo questa settimana, e ringrazio anche gli altri due in regia che sono Chiara Miscoria e Simone Caramaschi. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Lo Sapevo. Buona serata. Questa trasmissione è stata offerta da Copropa.